Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Ehi America! Giovane e sexy ci facevi sognare, eri libera ed aperta, ti venivo a trovare. Oh sì, il tipo per cui proprio un po' si impazzisce, con tutte quelle stelle e quelle strisce. Eri una diva, forse noi ti vedevamo in quel modo. Così amore, quasi modo. Sei contenta ora che cerchi di tornare grande di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo. Quando ognuno è da sempre nella sua solitudine, Di nuovo, di nuovo. e regala il suo corpo, ma non sa cosa chiedere, 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 chiedere. Fammi volare, Fammi volare. lei le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi sognare, Fammi sognare. lui che scende e che sale e si sente l'America. Buongiorno Alessandra, Pop Economia Rumore, lascio subito il numero di WhatsApp 340 670 9659. A te la linea Alessandra. Grazie cara Natalia, è martedì 7 luglio, ben ritrovati amiche e amici di Radio Libertà, è un piacere di nuovo star con voi, amiche e amici di Pop Economia Rumore. E lei, lo avete ascoltato da questo meraviglioso pezzo, è la grandiosa Gianna Nannini e lui si chiama Marracash, la voce della strada molto pop che ha conquistato letteralmente l'Italia, dalle periferie milanesi al trono del rap italiano, dicono. Così la grandissima Gianna Nannini, che adoro, ha voluto celebrare i suoi 50 anni, pensate, 50 anni di carriera, rilanciando uno dei pezzi più iconici, America. E come si sente l'America di questi giorni? Come fosse l'America, dice il pezzo. Questo pezzo straordinario cantato da Gianna e da Marracash viene chiamato in un altro modo America Inc. Il singolo è stato pubblicato venerdì 3 luglio, una rivisitazione molto moderna, molto pop e senza filtri come piace a noi, ed ecco perché l'ho scelto. Ma l'America, questa America che tanto ci ha fatto sognare, continua davvero a farci sognare oggi come ieri? Notizia economica pop. Il debito USA continua a crescere con la regolarità di un orologio svizzero e vola verso, udite udite, quota 40 mila miliardi di dollari. Ho paura a dirlo, mi vengono i brividi. E come se la stanno passando gli americani in questo periodo? E noi in Italia, noi italiani, che siamo il paese europeo con il più alto rapporto debito-PIL, come siamo messi noi con il debito e chi sono i debitori? La puntata di oggi ha questo titolo: debito e debitori, e consumatori, che siamo poi sempre noi. Possiamo ancora permetterci un gran bel gelato al giorno, magari ciascuno per ognuno dei nostri membri delle nostre famiglie? In 5 anni, sapete, i prezzi del gelato in Italia sono saliti al 5%, analisi di altro consumo. E notizia di cronaca, e poi ve le ho dette quasi tutte, perché oggi c'è tanta carne al fuoco, un fuoco che arde spaventosamente. La notizia di cronaca è che Donald Trump è atterrato ad Ankara, è proprio lì in questo momento per il vertice NATO ad altissima tensione. Ora vediamo perché, nella prima parte ma soprattutto nella seconda parte, con il professor Petricone, un sociologo dei fenomeni giuridici, che ci accompagna nelle varie puntate per cercare di districare questa matassa americana che si riverbera in Europa e in Italia. E dopo l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni dei giorni scorsi, un attacco frontale, durissimo, proprio ieri lo ha fatto, cosa vuole fare Donald Trump? Vuole spaccare? Vuole distruggere? Cosa vuole fare? Poco fa risposto ad una domanda di un cronista dicendo: sì, Meloni è brava, ma non ci ha aiutato nella guerra in Iran.
Iran. Donald Trump non perdona, torna bomba. E allora ho parlato di debito, ho parlato di debitori, e quando parlo di debito non posso che riferirmi alla graffiante roccia dell'economia che tanto per tanto ci ha accompagnato in questa trasmissione, che oggi torna dopo un bel po', e sono molto contenta di ritrovare il nostro economista, il professor Marcello Gualtieri dell'Università di Torino. Prof, so che è in viaggio, ma ci sente? Sì, sento perfettamente. Buongiorno Alessandra, a te e ai nostri ascoltatori. Come sta, prof? Non le siamo mancati? Ci dica un po', perché noi Tantissimo, ma vi ho sempre seguito a distanza. ci ha sempre seguito. Oh, queste sono le belle notizie che mi fanno davvero molto piacere. E poi dall'altra parte del telefono c'è il nostro esperto di borse e mercati, Buddy Fox, che è nella golden age in questo momento. Sapete, ora ci dirà perché. Tra visioni e previsioni tanto abbiamo da dire con Buddy e la sua meravigliosa rubrica Panino e Listino. Buddy Fox, ci sei? Ci sono, ben ritrovati a tutti, contento di ritrovare il mio prof preferito. Se posso dire una cosa, bellissima canzone che hai messo, che carica molto, ma invece l'America è molto scarica. È molto scarica, ma adesso voglio proprio sapere quanto è scarica, perché il dato che ho letto è abbastanza inquietante. E ti piace il titolo, Debito e debitore? Dimmi un po'. Perfetto. Perfetto. E allora, quanto è indebitata questa America? Professor Gualtieri, come si è messi dall'altra parte? Come è messa l'America? E debito in Italia, visto che lei sarà ricordato in questa trasmissione come il prof del debito, non perché lei crea debito, perché ci ha spiegato il meccanismo di questo debito. E questo contatore che gira e continua a girare, debito ne abbiamo, prof? Quanto ne abbiamo? Sì, ne abbiamo tantissimo. Ad oggi il nostro debito pubblico ammonta a 3.185 miliardi 258 milioni e rotti. Quindi siamo migliorati? No, siamo peggiorati in tutto questo tempo. No. Diciamo che il nostro debito continua ad aumentare per l'effetto palla di neve, cosiddetto effetto di palla di neve, cioè il nostro debito costa più di quanto cresce il PIL, e quindi il nostro debito sia in valore assoluto sia in rapporto al PIL è destinato ad aumentare. Quindi non ci sono ovviamente buone notizie sotto questo profilo, anche perché non si prevedono riduzioni di tassi a breve, quindi anzi al contrario, nonostante sia abbastanza in stand-by la guerra in Iran, quindi non ci sono affatto buone notizie sul fronte del debito pubblico italiano. Ancora peggio il debito pubblico americano. Ecco, il debito pubblico americano, Donald Trump l'abbiamo visto, l'intemerata che fa di giorno in giorno, e l'ho detto prima il dato, vola verso quota 40.000 miliardi di dollari. Washington sembra molto preoccupata, al di là dei modi di fare così, diciamoli così, dipingiamoli così in maniera raffinata di Donald Trump. Qual è la preoccupazione vera? Ma io credo che più che Washington siano preoccupati i mercati, perché il debito pubblico americano è sempre stato, Buddy mi potrà correggere, considerato un bene rifugio per eccellenza, perché era un debito sicuro, il dollaro era la valuta di riferimento mondiale, la valuta di riserva mondiale, e quindi diciamo che era il rifugio in tempi turbolenti e in mancanza di alternative. Si acquistava debito pubblico americano. A questo punto quelle certezze che c'erano prima, cioè il dollaro quale valuta di riferimento e di riserva mondiale, e soprattutto gli Stati Uniti come faro del mondo, della cultura del mondo occidentale liberista, particolarmente attento ad osservare le regole, ad evitare i conflitti di interessi. Ecco, tutto questo mondo si è sgretolato. Sappiamo che tutto ciò che per anni è stato considerato negli Stati Uniti un'ignominia, quindi i conflitti di interesse, gli insider trading, sono purtroppo diventati routine alla quale pare che non si sia fatto già l'abitudine. La SEC non fa più niente,
la banca centrale americana con il nuovo governatore, non sappiamo, scelto da Trump, non sappiamo che indirizzo prenderà, quindi il debito pubblico americano non è soltanto preoccupante per la sua, ma quanto soprattutto perché potrebbe essere un fattore di instabilità globale molto molto preoccupante. Se va male il debito americano, va male tutto il mondo. Allora, va male tutto il mondo se va male il debito americano e crollano tutte le certezze. Quanto dobbiamo essere preoccupati, Buddy? Quanto sono preoccupati i mercati e cosa cela questo modo di fare di Donald Trump dove dietro invece ci sono reali preoccupazioni da parte di Washington? Ma l'indice della preoccupazione, come ha detto benissimo il professore, è appunto in un indicatore di mercato che è il bene rifugio per eccellenza, se ancora è valido questo termine, che è il T-bond americano, cioè il titolo di Stato americano, che continua a salire di rendimento. Il 30 anni è arrivato in quella zona delicatissima che è il 5%. Cosa vuol dire? Che se sale di rendimento è una preoccupazione. Sappiamo che le obbligazioni si basano su due elementi: sul prezzo dell'obbligazione e sul rendimento. Se sale uno, scende l'altro e viceversa. Quindi se sale il rendimento vuol dire che sta scendendo il prezzo, e come accade per le azioni, quando scende un prezzo vuol dire che la maggior parte sta vendendo. Quindi c'è sfiducia nei confronti del debito americano e nel suo simbolo, che è il titolo di Stato. Però io non voglio difendere Trump, ma dare tutte le colpe a Trump te lo mi dico sembra... io, colpa di chi? Te la faccio io la domanda molto diretta. Colpa di chi, Buddy? Allora, senza farla troppo lunga, io dico che sottolineo che nel 2000, quando c'era Bill Clinton, l'ultimo mandato prima che fosse eletto Bush Junior, gli Stati Uniti avevano un surplus e non un deficit. Da quel momento è stata una caduta libera, caduta iniziata con l'attentato alle due torri che ha portato l'America a fare due guerre e a Bush a fare una defiscalizzazione, sempre però incentivando di più i ricchi. La chiamavano la teoria della fontana, perché l'acqua, cioè la liquidità, i soldi, scendendo a pioggia arrivava prima sugli strati alti della popolazione e poi piano piano scendeva ai piani bassi, però la concentrazione era sui piani alti. Quindi dal 2001 a oggi è stata una crescita impetuosa del debito che, se vogliamo, non è un paradosso, ma è peggiore dell'Italia, perché possiamo dire che l'Italia è rimasta sempre purtroppo nel debito dagli anni '80, e invece gli Stati Uniti sono passati da un L'Italia è rimasta surplus... ferma, immobile. Esatto, è rimasta ferma nel male. E invece però è una palla di neve, come ha detto il professore, il debito degli Stati Uniti, perché sta crescendo a velocità considerevole, quindi è una situazione pericolosa. Ecco, molto pericolosa, dangerous direbbero gli americani. Professore, è d'accordo in una battuta, perché ho tante cose da vedere con voi, da valutare, da commentare. È peggiore dell'Italia la situazione, come dice Buddy Fox, questa palla di neve, come la definisce lei, in Italia è sempre stata immobile, e in America perché è così pericolosa? È colpa di chi? Una battuta. Come ti dicevo prima, uno per il valore assoluto del debito, che ovviamente più di 13 volte quello italiano, no? Noi abbiamo 3.180 miliardi di debito, quello degli Stati Uniti è 40.000. E due per la tendenza, come diceva, come spiegato molto bene Buddy, è una palla di neve che cresce, rotola e cresce, e quindi oltre alla dimensione è molto preoccupante la tendenza, perché è una tendenza che non è, diciamo, stabile o leggermente in crescita con quello italiano, ma è una tendenza algoritmica, cioè cresce veramente molto velocemente, e poiché diciamo, il dollaro è la valuta di riserva del mondo, il T-bond è l'asset di riserva che è sempre stato prescelto nei momenti di crisi, quindi è chiaro che se vengono meno questi due capisaldi, allora c'è da tremare. Posso dire una cosa, perché voglio, come dire, mandare anche un messaggio rassicurante.
Io credo che in questo momento in cui sono venute meno tante certezze di cui abbiamo parlato qualche secondo fa a seguito di questa disastrosa gestione dell'amministrazione Trump, si possa affermare come faro di riferimento per i mercati non più, diciamo, un'economia sola come potrebbe essere, come è stata fino ad oggi quella americana, ma potremmo chiamarlo così, un sistema informale formato dalle banche centrali di tutto il mondo. E cioè abbiamo da un lato la banca centrale americana, dall'altro lato la banca centrale europea, la banca centrale d'Inghilterra, la banca centrale giapponese. Ecco, questo credo che possa essere, diciamo, mi auspico che possa essere un punto di riferimento che sostituisca quel mondo che si è sgretolato e costituisca un po' il faro per i mercati. Cioè prima c'era l'economia degli Stati Uniti, il debito pubblico degli Stati Uniti, la credibilità del sistema americano fatto del suo sistema di bilanciamento di poteri, adesso tutto questo non c'è più, potrebbe occupare questo posto, questo come dire, gruppo di questo banche, vulnus di potrebbe essere occupato dalle banche centrali, dice lei. Queste banche giusto? centrali che però ovviamente non hanno in mano un potere, diciamo, concreto, non hanno uno strumento, hanno soltanto da loro la possibilità di esercitare quella che si chiama moral suasion, ma è quello che serve ai mercati, no? Serve un punto di riferimento stabile, servono delle certezze, e venute meno quelle americane, è l'unico che io posso vedere, adesso non so cosa ne pensa Badi, non ne abbiamo mai parlato, Ora ne parliamo. come bussola è proprio questo consesso informale di banche centrali che si è riunita la settimana scorsa in Portogallo per parlare di tante cose, di produttività, di tokenizzazione, di intelligenza artificiale. Non so Badi cosa ne pensa. Allora, banche centrali che possono sostituire la certezza che si sta sgretolando negli Stati Uniti. Innanzitutto sentiamo Badi cosa ne pensa e poi lei ha parlato di Fed, di BCE, quindi di banche centrali, e io voglio subito, dopo che Badi mi ha dato una battuta, vediamo cosa pensa di quello che lei ha espresso. Panetta, il governatore di Banca Italia, ha avvertito proprio poco fa: la BCE sui tassi, quindi siamo perfettamente in tema, niente maxi rialzi, l'economia non è quella del 2022. Badi, domanda 1 e domanda 2, sentiamo un po'. Allora, innanzitutto permettimi di dire quanto ci mancava il professore con questa conoscenza e questa tenacia. E detto questo, mi sembra Oggi che poi è Kevin anche speranzoso, quindi insomma è anche ottimista, quindi è roccia graffiante, però c'è un quid di ottimismo, no? Di speranza, quindi diciamo che adesso è completo il tutto. È il nostro Vai, faro. Badi. Devo dire che Kevin Walsh, per come si è presentato, nuovo governatore della Fed, esatto. della Fed. Sì, non che Powell fosse incompetente, ma per come si è presentato Kevin Walsh, credo che difficilmente Trump riuscirà a scalfirlo, quindi è partito con un piglio deciso, con volontà, con innovazione, perché ha detto alcune cose innovative e mi sembra arrivato come uno che voglia ripulire la situazione, quindi già da questa cosa che lui vuole ritirare un po' di liquidità dal mercato, che è deciso barra dritta nel voler abbassare il livello di inflazione, combattere l'inflazione, e al tempo stesso non si adagia più sull'osservazione dei vecchi dati economici, perché ha capito che stiamo entrando in un'economia nuova. Io però voglio fare un po' l'antipatico e dire che dal mio punto di vista delle soluzioni a questo debito, su cui ripeto sempre il solito messaggio, ma dal mio punto di vista è la strada giusta, che però non verrà mai percorsa, è quella di cambiare il capitalismo, perché questo capitalismo vive solo nel voler fare profitti su incentivi e non voler mai curare il debito. L'economia va male? Allora si fanno nuovi incentivi. Nuovi incentivi cosa vuol dire? Vuol dire fare nuovo debito. Quindi noi stiamo facendo crescita costruendola sul debito. E la seconda cosa, non puoi far pagare le tasse a chi
fa sempre lo stesso lavoro tutti i giorni, guadagna tot e aumentargli le tasse, e non aumentare invece le tasse su chi i profitti invece li fa di corsa e ne fa sempre di più e paga una tassazione, un'aliquota fiscale bassissima. Quindi il riferimento è molto facile, è alle big tech, che io capisco che devono evolversi, devono fare molti investimenti, hanno molto capex, quindi hanno molta spesa in capitale, però mi sembra che le aliquote fiscali ci sia un'elusione fiscale, quindi siano inadeguate. Se non facciamo pagare questi che guadagnano tanto, il debito non diminuirà mai. Chiaro il tuo pensiero. Per tornare al titolo, abbiamo capito dove alberga il debito italiano e americano. I debitori? Chi sono i debitori? Diciamolo proprio in un telegramma. Ma i debitori sono gli stati. Il privato, inteso come grandi corporazioni, stanno crescendo sempre di più. Ormai lo conoscono tutti, le capitalizzazioni delle grandi big tech, questi paragoni oggi vengono fatti continuamente, che la capitalizzazione di Nvidia è più grande del PIL italiano e tutte queste cose qui. Io però faccio un riferimento, siccome questa non è per me almeno non è una novità di oggi, io faccio un riferimento al passato di quando sono iniziate queste, tra virgolette, preoccupazioni, perché 10 anni fa, forse un po' più di 10, quando c'era ancora Obama, perché si dà sempre la colpa a Trump, invece ci sono anche altri colpevoli, ci fu un attentato, mi pare a San Bernardino. In questo attentato questa bomba fu innescata da un telefonino dell'iPhone, della Apple. Sì. L'FBI, per colpire gli attentatori, voleva decriptare il telefonino, ma la Apple si mise di traverso dicendo, tanto che ci fu un grande capo di industria della Silicon Valley, di McAfee, che disse: lo decripto io quel telefono, altrimenti se non ci riesco mi mangio una scarpa. Fu celebre questa sua frase. La Apple si mise di traverso persino all'FBI, quindi allo Stato. Lì arrivarono 2 messaggi. Il primo messaggio: il consumatore è più importante del cittadino. Perché? Perché il telefono, è mia la privacy e nessuno lo può vedere. Quindi il consumatore viene prima del lavoratore e del cittadino. E il secondo messaggio è che il privato, l'azienda, è più importante dello Stato, perché può fermare le leggi dello Stato. Quelli furono i messaggi embrionali di quello che sta succedendo oggi. Non è che è arrivato dal nulla questa cosa. Non è che è arrivato dal nulla, non è arrivato dal nulla, dice Buddy, professor Gualtieri, sono messaggi embrionali e il privato è più forte dello Stato. È d'accordo, e poi voglio ritornare a Panetta, perché Buddy si è, perso nel suo volo pindarico meraviglioso, perché c'è una ragione per cui Panetta dice e avverte la BCE, e c'è anche una ragione perché Lagarde ha parlato pochi giorni fa. Professore, è d'accordo con quello che ha detto poc'anzi Buddy? Ricordo perfettamente il fatto drammatico che ha citato Buddy, fu l'attentato alla maratona di Boston, innescato da un iPhone che la Apple si rifiutò di decriptare, dicendo: per noi la privacy dei clienti vale qualunque cosa, quindi francamente non so come è finito, se poi è stato decriptato oppure no, perché poi so che in realtà su quegli attentato fu fatta la luce piena, quindi non so se fu tramite il cellulare. Dico una cosa molto forte: io credo che ci siano alcune big tech, e oltre al big tech ci sia anche SpaceX, che per il bene del libero mercato devono essere assolutamente smembrate, perché hanno acquistato una posizione dominante sul mercato che soffoca la competizione, è contraria alle regole del mercato, e così come alla fine dell'Ottocento, attenzione, dico fine dell'Ottocento, il trattato antitrust, la legge antitrust americana smembrò le ferrovie e le case petrolifere. Adesso bisogna assolutamente smembrare, dividere e aprire la concorrenza sulle big tech e su SpaceX. Non è possibile che esista solo un lanciatore di razzi in tutto il mondo occidentale, che è SpaceX, lanciatore di razzi per scopi civili e militari. Non è assolutamente possibile, deve essere smembrato. E invece di smembrarlo, noi cosa facciamo? Lo quotiamo in borsa, lo buttiamo dentro tutti i portafogli proprio oggi,
entra in quel paniere della borsa di New York, correggimi se sbaglio, Buddy, che poi viene ripreso automaticamente dagli algoritmi di tutti gli ETF, cioè tutti i fondi, quindi destinato ancora a crescere come prezzo, e invece di smembrarlo noi lo quotiamo in borsa e lo mettiamo nei portafogli dei fondi pensioni. Vedo veramente tanti profili critici nel futuro economico di questo mondo occidentale. Allora, rapidi, sono le 16:26, 2 minuti, e poi se volete siamo altri 5 minuti insieme dopo le 16:30, perché io voglio arrivare a mangiare il gelato, e non è una battuta, perché c'è tutto un filo: USA debito, Italia debito, banche centrali, Panetta e poi noi consumatori. È tutto un filo che si unisce, e non è semplice unirlo in una trasmissione così, diciamo, con tempi rapidi, ma noi ci riusciamo. Panetta poco fa, è notizia di ora, ha avvertito la BCE sui tassi: niente rialzi, l'economia non è quella del 2022, è così, Buddy. E perché ha ragione Panetta e perché l'economia non è quella del 2022? Allora, Panetta è innanzitutto il poeta dei banchieri centrali, perché ci ricordiamo la citazione di Lucio Battisti. Non toccarmi Panetta, perché è tra i più simpatici dei banchieri centrali. No, ricordiamo che è l'uomo dei fari spenti nella notte, amante di Battisti, esatto. E spesso ha strigliato proprio la BCE. Tu mi correggerai o mi dirai se è così o no. No, infatti applausi per Panetta, ha ragione, perché possiamo dire che siamo partiti da tassi da inflazione a zero e c'è stata un'impennata nel 2022, mentre oggi c'è stata una cosa diversa, quindi ha ragione lui. Possiamo dire che un po' maliziosamente che i tassi non possono salire tanto, perché l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, il debito va sempre più su. Se noi alziamo i tassi vuol dire che dobbiamo pagare ancora più interessi sul debito, allora blocchiamo tutto il sistema economico e rischiamo di andare in recessione. Quindi abbiamo una alta tecnologia, abbiamo visto che con il petrolio a $120, 119, anche se solo per alcune settimane, non tanti mesi, però abbiamo visto che l'inflazione non è stata come il 2022, che era andata al 7%, 8%, quindi possiamo permetterci di essere tipo wait and see, come dicono gli inglesi, cioè di stare cauti, osservare e alzarli, se proprio dobbiamo alzarli, con gradualità. Però aggiungo un'altra cosa, che l'inflazione non è che se ne va, come dice la Lagarde. Ecco, ci arriviamo tra poco. No, ti devi aspettare, Buddy, per fare questa meravigliosa battuta, che so che la vuoi fare, perché sono le 16:29. Aspetta un attimo e aspettate anche voi. Rimanete con noi, perché ne abbiamo ancora. Professor Gualtieri, lei so che in treno, il treno non si può fermare, ma lei si ferma altri 5 minuti con noi, d'accordo? Va bene, perfetto. Andiamo in una piccola pausa pubblicitaria. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore, 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 rumore. Fammi l'amore, lei che pensa ad un altro e si inventa l'America. Sì, fammi l'amore. Di nuovo a te la linea, Alessandra.
Grazie Natalia. Allora, Madame, naturalmente mi riferisco a Madame Lagarde, che nei giorni scorsi non ha escluso di lasciare la BCE anticipatamente per buttarsi, indovinate dove, nella mischia politica, e chissà perché, chissà cosa c'è dietro questa mossa di Madame Lagarde, la stessa che ha dichiarato questo apertamente, lasciando un po' tutti di stucco, ma forse non noi, perché con Buddy Fox mi sembra lo avevamo anche preconizzato tra le varie previsioni e visioni che Buddy ci fa spesso qui. Beh, la stessa Madame Lagarde, leggo ora, ha appena inviato una lettera ai CEO delle banche e la stessa anche giorni fa ha pronunciato una frase, una metafora, un qualcosa che ha molto appeal, che a Buddy piace molto. Qual era questa frase, Buddy? E ha detto che dobbiamo stare attenti a non far uscire il genio dell'inflazione dalla lampada. Però Il secondo genio me si è appisolato un dell'inflazione attimo. dalla lampada, oh là là. E quindi traduci un po'? No, secondo me si è appisolata un attimo perché il genio ormai se n'è andato, è scappato. Si era Lei forse addormentata la non povera Madame, però ho paura. nel sonno si era persa, è così, si era persa, professor Gualtieri, Madame Lagarde. È strano perché lei non si perde mai, è sempre vigile. Ma francamente non ti saprei dire, bisogna capire se la Lagarde si riferiva al passato, al presente o al futuro, perché sennò diventa difficile da interpretare. Purtroppo la Lagarde ha sempre avuto questa caratteristica di non avere una comunicazione precisa, tecnica e credibile come quella di Mario Draghi. Quindi sono frasi, come dire, ad effetto, ma veramente difficili da interpretare. Volevo dire però una cosa a Buddy, con riferimento al nuovo Sempre in governatore della Fed. sempre in rapidità. Sì, rapidissimo. Bisognerà vedere cosa farà il governatore della Fed alla prossima riunione con i tassi, perché l'inflazione in America è molto più alta di quella italiana, di quella europea, e continua a crescere. Dobbiamo capire se effettivamente darà segni di autonomia o se farà quello che dice Trump come Infantino, fatto Infantino con la squalifica del calciatore americano, e non alzerà i tassi per non dispiacere Big Donald. Vedremo un attimo come si comporterà. Ovviamente mi auguro di tutto cuore che sia indipendente quanto Powell, che pure era stato nominato dallo stesso Trump, ma non ha mai fatto quello che diceva Trump. Sappiamo com'è finita, insomma, è finita molto male. Buddy, tu che hai sempre le previsioni, anche un po' le visioni, tu che sei nell'età dell'oro, perché ci sono 100 previsioni, 10, 100 sarebbero troppe, 10 previsioni al Giro di Boa del 2026, lo hai scritto giorni fa sul Libero, ho letto il tuo pezzo, tutte quasi azzeccate, direi tutte azzeccate, poi magari ce le vuoi sintetizzare, ce le vuoi ricordare. Beh, che cosa farà la Fed secondo te? Facci una previsione. Ma se lo vedo molto più deciso di Infantino Kevin Walsh, e io credo che almeno un aumento lo fa. Poi magari andrà in stand-by, però un aumento lo farà perché mi sembra molto più determinato. Ripeto, Powell è stato un ottimo governatore, un ottimo diplomatico, anche un grande savoir-faire perché ha resistito a tutte le critiche con grande stile, però mi sembra che Kevin Walsh uno deciso a mantenere quello che promette, quindi credo anche che per me Trump non farà grandi attacchi verso Kevin Walsh, non so, ho questa impressione. E allora io però, fine puntata ci siamo, abbiamo detto tante cose, di un filo che abbiamo cercato di tessere, tanti argomenti che però poi portano tutti all'economia reale. E voi mi chiederete, ma cosa c'entra ora il gelato? Ma sei matta? Perché vorrei mangiare un bel gelato. Tu mangi il gelato? Vi piace il gelato? A te piace il gelato? Professor Gualtieri, le piace il gelato? Assolutamente, è molto ghiotto. È il mio cibo preferito, è preferito? prevalente durante tutta la stagione estiva. Ecco, tu Buddy, è il prevalente anche per te? Mi piace molto, stracciatella. Ecco, stracciatella, ecco, nocciola per me, professore, il suo gusto preferito, poi se ci dite i vostri noi siamo contenti. Fior di latte e nocciola. Oh, che meraviglia! Ecco, però tutti questi gusti, se lavorati bene anche di qualità, costano sempre di più, e il gelato, gli italiani è una cosa veramente pop, ci piace tanto, gli italiani lo amano, i consumatori, che saremmo noi, perché poi tutto sta
dalla parte dei consumatori o contro i consumatori, ma possono davvero permettersi un gran bel gelato al giorno? In 5 anni i prezzi sono saliti al 5%, cioè un'analisi di altro consumo. Io cito sempre tutte, sapete ormai, le associazioni, le grandi associazioni dei consumatori. E perché dico gelato? Perché tutto quello di cui abbiamo parlato, i grandi sistemi, quelli che ci sembrano molto altolocati, molto in alto, debito USA, debito italiano, banche centrali, tutto questo poi anche si va a riverberare su di noi, no? E quindi su quello che a livello finale noi dobbiamo consumare. Che ne pensi, Buddy? Guarda, c'era una canzone degli anni '80, mi pare, degli Schiantos, un gruppo che andava all'epoca, che diceva: i gelati sono buoni ma costano milioni. Aveva un altro significato, però ci sta molto bene adesso questa canzone. Io dico che la cosa che dovrebbe conoscere la gente è che va a fare la spesa alla massaia, alla casalinga, che va a fare la spesa tutti i giorni e che dice: non è possibile che l'inflazione sia bassa perché io pago le cose sempre di più, e hanno ragione, perché l'inflazione viene determinata da un paniere, che non sono tutti i prodotti, sono i prodotti che sono in voga in questo momento. Per farti un esempio, visto che siamo in tema di mondiali calcistici, noi vediamo mondiali di calcio, noi vediamo che c'è la Norvegia, che è una squadra che è arrivata ai quarti di finale, e tutti dicono: ma chissà il calcio norvegese, che bello che è. Il calcio norvegese, il campionato, non è uno dei campionati maggiori, però la Norvegia ha 11 calciatori che sono fortissimi. Non vuol dire che tutti gli altri calciatori sono forti, quindi ci possono essere, non so da quanti prodotti sia composto il paniere, devono essere 10, 20. Non vuol dire che questi 20 prodotti, se non salgono di prezzo, tutti gli altri prodotti che ci servono per la nostra quotidianità hanno lo stesso movimento di prezzo. Magari questi 10-20 prodotti hanno una crescita di prezzo bassa, ma tutti gli altri invece salgono moltissimo. Quindi anche parlare dell'inflazione in questo modo, dal mio punto di vista, è errato, e la dimostrazione è che il prezzo del gelato sale tantissimo, e poi ci sono altri prodotti che invece, magari tecnologici, invece stanno salendo poco. Ecco, e perché l'ho detto questo? Perché si rifà sempre al titolo della puntata: debito e debitori. Chi è in debito su questo? Chi è in debito sull'inflazione? Quindi anche sul comprare proprio il gelato al minuto, quello che poi compriamo noi, che sostituiamo anche come pasto chiave, no? Chi è in debito, Buddy? Una battuta e chiudiamo. Io penso, ragionando da investitore, penso ai cicli. I cicli non sono solo sui mercati e sull'economia, cioè i cicli di espansione, poi ci sono le recessioni. Ci sono anche i cicli nei movimenti dei prezzi dei consumatori. Noi abbiamo avuto tanti anni di deflazione e tassi bassi, in cui i governi, quindi non il governo di oggi, i governi del passato avrebbero potuto e avrebbero dovuto fare molte cose, perché pagavano poco di interessi, non c'era l'inflazione, che è un costo, soprattutto per la gente che ha meno risorse, meno disponibilità, e finito questo ciclo di deflazione siamo finiti in un ciclo di inflazione, che non è come hanno detto alcuni banchieri centrali, che è temporanea, è provvisoria, è transitoria, e dura nel tempo, perché nel 2022 abbiamo avuto una fase acuta. Non vuol dire che dobbiamo avere tutte fasi acute, ma se pensiamo ai prezzi di oggi, sono molto più alti di quelli di 10 anni fa, e purtroppo temo che l'inflazione, i prezzi alti rimarranno per altri anni, sia che il petrolio vada di nuovo sopra 100 ossia che rimanga sotto 100, perché le variabili sono altre. Allora, i prezzi rimarranno tali per i prossimi anni, prof. Gualtieri, è d'accordo? E quanti gelati potremo mangiarci? Possiamo star tranquilli, perché qui bisogna farsi i conti per una famiglia media italiana anche sul gelato tra un po'. Debito e debitori, non a parte non a caso lo dico. Alessandra, vedi, il tema è molto complesso, perché una volta che i prezzi sono cresciuti a seguito dell'inflazione, storicamente si è appurato che rimangono alti. Quando l'inflazione scende, non vuol dire che scendono i prezzi,
vuol dire semplicemente che aumentano meno di quanto erano aumentati nel passato. Quindi inflazioni temporanee o chiamate inflazionistiche, la storia non ne ha conosciuto inflazione con una crescita di prezzi e storicamente non si è mai verificato, tranne qualche rarissima eccezione di cui ha parlato anche Buddy, per esempio nei beni tecnologici, non si è mai verificato che i prezzi scendessero. Quindi una volta saliti i prezzi non scendono più, soprattutto quelli del carrello della spesa. Quello famoso di cui parliamo tutti i martedì. E allora, esatto. chiudiamo, siamo in chiusura. Quindi bisogna essere veramente molto, molto, molto attenti, molto prudenti. Se vogliamo dare un consiglio ai nostri ascoltatori, bisogna sapere che abbiamo davanti periodi lunghi, come dice Buddy, di prezzi che continueranno a salire più o meno lentamente, ci auguriamo ovviamente lentamente, ma che continueranno a salire. Non ci aspettiamo prezzi che discendono, no? Perché non si è mai verificato se non per qualche particolare settore tecnologico. Quindi l'unica alternativa qual è? Capire che banalmente dobbiamo aumentare il nostro reddito. Come facciamo ad aumentare il nostro reddito? Ecco, come facciamo? A far aumentare il nostro reddito dobbiamo rivolgere le nostre attività a settori che hanno un alto valore aggiunto, che hanno possibilità di pagare stipendi più alti oppure avere dei profitti più alti, dimenticandoci il periodo in cui il posto fisso era una cosa bella perché stavamo tranquilli che prendevamo i soldi al netto dell'inflazione e eravamo protetti dall'inflazione. Non è più così, è un mondo che non esiste più, quindi non bisogna avere paura, bisogna guardare in faccia alla realtà economica e confrontarsi anche e soprattutto nella attenta gestione dei nostri risparmi, perché sappiamo che l'Italia ha un grandissimo debito pubblico, ma ha un risparmio privato ancora più grande del debito pubblico e noi dobbiamo fare in modo di gestire questo risparmio privato in maniera intelligente, facendolo fruttare, dirottandolo verso l'economia reale, avendo attenzione a questo risparmio. Ovviamente allora, mi rendo conto che prima di risparmiare i soldi davvero abbiamo fatto tutti i tempi, quasi un'ora con voi oggi, 16:43. Facciamo fruttare i nostri risparmi. Abbiamo capito bene, professore? È così? Facciamo fruttare assolutamente i nostri risparmi? Sì. È chiaro che mi rendo conto che prima di avere i risparmi bisogna avere il reddito. Bisogna, ecco, qui si apre un altro capitolo, si apre un'altra puntata sugli stipendi più bassi d'Europa, l'Italia, i redditi, il lavoro, ma ne parliamo, abbiamo tanto da parlare. In ogni caso, flessibilità mentale, come ci consiglia il professor Gualtieri, molto ottimismo, mi pare di aver capito, niente paura, guardiamoci intorno, cerchiamo un buon lavoro e non siamo attaccati al posto fisso. Questi sono i consigli pratici utili, io credo, li faccio miei, li faccio nostri, riepilogo così. Tanto da dire, un filo tracciato molto ampio dalle grandi cose alle piccole cose, occhio sempre al carrello della spesa. Io vi saluto e vi ringrazio, vi aspetto presto, professor Gualtieri, buon viaggio e a presto. Cari saluti a tutti. E Buddy, anche a te auguro buon viaggio se partirai in questi giorni per felici weekend e ti aspetto ovviamente presto dall'ascensore sempre a piano terra per stare sempre insieme con i piedi per terra e capire, perché l'importante cos'è, Buddy? L'importante è capire. Ciao, e per i tuoi 10 pronostici azzeccatissimi mi perdonerai, ma lo diremo più avanti perché quella è anche un'altra puntata. Grazie molte e a presto. Grazie a tutti, buona estate. La linea, Alessandra. Grazie, l'economia come ci prende la pop economia, quella che crea in assoluto più rumore, perché investe la vita quotidiana alle nostre tasche, ma tanto rumore lo sta creando, ma guarda un po', mi direte voi, chi? Indovinate chi? Il presidente USA Donald Trump, pensate, in uno dei vertici più delicati della storia, dove dovrebbe nascere la NATO 3.0, ha risposto poco fa
poco fa, mentre io parlavo ad una domanda su Meloni, sulla Premier Meloni. Cosa voleva dire, signor Presidente, con il post ordine restrittivo, quel post che Donald Trump ha fatto ieri dicendo a Giorgia Meloni ci vorrebbe un ordine restrittivo, cioè praticamente l'ha accusata di stalker, mentre lei lo avrebbe guardato durante il precedente vertice. Oh, penso, dice Trump, risponde Trump, sia una brava persona Giorgia Meloni, non le ho fatto particolari pressioni, credo che abbia commesso un errore, semplicemente non è stata dalla nostra parte. Professor Francesco Petricone, che ci ha atteso pazientemente, docente LUMSA, sociologo, fenomeni politici e giuridici, qui c'è tanto da dire, politicamente e giuridicamente. Ben ritrovato. Buon pomeriggio, ben trovati. Ha letto, buon pomeriggio a lei, ha visto questo post di Donald Trump mentre sì, io in diretta l'aspettavo? abbiamo seguito Cosa pensa? le dichiarazioni. Cosa? E abbiamo seguito in diretta le dichiarazioni, diciamo, mentre lui teneva questa conferenza, alla sua sinistra il presidente Erdogan, quindi come abbiamo spesso detto bisogna leggere Trump con la lente di ingrandimento di Trump, quindi non altre. Leggere Trump con gli occhi di Trump, un po' difficile per noi, ma della serie Trump non perdona o vuole ricucire? Perché l'agitazione, è inutile girarci intorno, negli ambienti diplomatici è molta, insomma tutti stanno cercando di non mettere vicino Donald Trump a Giorgia Meloni, di tenerli a debita distanza per paura, terrore direi, che possa succedere un altro incidente diplomatico che poi investe i nostri paesi. E questa sera poi ci sarà la cena che apre il vertice e lì ci sarà Giorgia Meloni. Allora, la linea della Premier è quella di non rispondere agli attacchi di Trump. Cosa succederà? Come la vede? Ma possiamo considerare questo che abbiamo imparato a conoscere fin dai tempi del liceo, principio, il fine giustifica i mezzi. Se pensiamo a quello che oggi sta decidendo la NATO ad Ankara, lei appunto citava questa nuova dimensione 3.0, rispetto a anche pochi mesi fa vediamo che i risultati sono quelli dell'impegno concreto di tutti i paesi ad un maggiore investimento e quindi destinazione di fondi alla NATO. Un altro, diciamo così, ostacolo alla campagna di aggressione del pluriricercato Putin in Ucraina. Se c'era un risultato che probabilmente non desiderava il presidente del paese aggressore dell'Ucraina, era proprio quello che la NATO si impegnasse di più. Come è successo questo? È successo con il metodo Trump, cioè quello di rompere, andare avanti, tornare indietro, giusto, sbagliato, lasciando dietro le spalle uno strascico di polemiche, di anche perplessità. Pensiamo soltanto a quello che è successo 18 ore fa con la vicenda dei mondiali di calcio, in cui poi alla fine il risultato è stato contrario alle aspettative, perché il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti. Ecco, diciamo che dobbiamo riconoscere però che il metodo Trump, ripeto, sbagliato, giusto, sta portando dei risultati nella direzione anche dell'interesse della NATO. In questa occasione Zelensky ha appena parlato, Zelensky domani alle 1:30 ora italiana, che dovrebbero essere 2:30 ora di Kiev, incontrerà il presidente Trump. Quindi Trump sta dimostrando di avere, alcune aspettative disattese. Una l'ha appena citata, cioè quella di attendere un aiuto maggiore da parte dei paesi della NATO, ma non soltanto da parte del nostro, anche da parte della Francia, da parte della Gran Bretagna del precedente Premier Starmer, e ha reagito nel modo in cui Trump ha sempre reagito. Un po' di insistere proprio poco fa in questa dichiarazione, in questa risposta alla domanda su Giorgia Meloni e sul post provocatorio di ieri, lui dice anche Francia e Germania mi hanno voltato le spalle, quindi continua pervicacemente su questo punto. E allora le chiedo, visto che lei mi parlava di NATO e di alcuni risultati poi che si possono ottenere dalla NATO, ma quindi Donald Trump non vuole spaccare la NATO, vuole soltanto provocarla, perché subito Rutte si è allarmato anche lui in maniera silenziosa, però poi ha dichiarato dicendo
ma no, non vogliamo assolutamente distruggere, non è intenzione di Donald Trump, subito ha cercato di appianare, perché Donald Trump ha sempre molto anche provocato la NATO, no? Ma diciamo che in questo momento una delle persone della NATO che più è soddisfatta del fatto che i Paesi membri si siano impegnati a versare maggiori risorse e che hanno messo in atto, quindi non solo potenzialmente queste decisioni, sia proprio il segretario generale della NATO. Il segretario generale della NATO che ha illustrato anche la Parliamo Casa di Bianca. Rutte, Mark Rutte. Mark Rutte, esatto. Abbiamo visto appunto che il precedente premier olandese aveva anche illustrato alla Casa Bianca i risultati che grazie all'intervento di Trump la NATO ha ottenuto. Anche adesso che Trump è tornato sulla vicenda della Groenlandia che sembrava sopita, Rutte ha detto no, in realtà l'esigenza è quella comunque sì di garantire una copertura attraverso le migliori forme possibili per evitare che l'espansionismo di Cina e del paese aggressore dell'Ucraina nell'Artico possa minare anche la sovranità della Danimarca, che ricordiamo è uno dei paesi fondatori della NATO. La Danimarca che ovviamente è lo Stato al quale la Groenlandia appartiene. Quindi in questo momento io credo che la soluzione di bypassare le polemiche e di guardare i risultati, quelli che noi prima chiamavamo i fini, ed evitare quindi di soffermarsi sui mezzi, sia la più efficace, come anche hanno dimostrato altri leader dell'Unione Europea. Macron, ricordiamoci... Sorvolando, perché Macron ha sorvolato molto sulle provocazioni di Donald Trump, ne ha dette di ogni a Macron, ma diciamo che è riuscito a sorvolare in maniera molto signorile, non trova? Sì, appunto, quindi e anche strategica, è una maniera strategica di fare, perché poi ha ottenuto anche dei risultati. Certo, si guarda al concreto, si guarda al risultato concreto, tenendo presente ovviamente che non c'è mai stata una dimensione ulteriore rispetto a dichiarazioni comunicate sui social media. Pochi giorni fa c'è stata un'altra volta, proprio in occasione del festeggiamento del 4 luglio all'ambasciata americana a Roma, il riconoscimento da parte dell'ambasciatore naturalmente del rapporto solido e storico che sempre c'è stato tra Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana. Allora, in questo scontro muscolare frontale voluto da Donald Trump, perché lo ha voluto lui, pare gli avesse dato fastidio quel ditino della Meloni quando gli parlava nell'ultimo vertice, insomma gli parlava e gesticolava, quello gli avrebbe dato molto fastidio perché sarebbe stato terreno fertile per i suoi detrattori dall'altra parte, no? Dalla sua opposizione, ma ci sarebbe un canale riservato per la ricucitura, riservato tra Meloni e Jared Kushner, che poi è il marito della figlia di Trump, e questo è un canale molto prezioso che sussiste e vive ancora accanto ai canali ufficiali. Lo riporta il Corriere, lo riportano molti in retroscena. E poi c'è una notizia che vorrei che lei mi confermasse, se ha fonti particolari, e che mi commentasse. Ci sarebbe, diciamo, un po' come contropartita all'Italia, tra i gesti concreti per ricomporre questa frattura, che è una frattura comunque profonda tra due personalità della politica estera, insomma tra due grandi anche nazioni, la Repubblica in questo caso ha indicato proprio la Libia, cioè la Libia potrebbe essere una possibile contropartita tra Roma e Washington, cioè secondo un alto funzionario USA, Washington starebbe valutando di affidare a Italia e Turchia un ruolo guida per stabilizzare il paese nordafricano e sfruttare, questo è molto interessante, le risorse di questo paese anche per rassicurare un po' l'ENI che teme e ha paura di restare tagliata fuori, mentre altre compagnie come per esempio la Chevron si stanno già muovendo sul terreno libico, quindi anche per aiutare economicamente la nostra ENI. Che ne pensa?
Ma diciamo le notizie che oggi appunto lei citava sono uscite sulla stampa, non abbiamo gli elementi per poterle confermare. Sappiamo che storicamente l'Italia ha avuto un rapporto molto stretto con il paese libico, non soltanto diciamo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista politico. Ricordiamo soltanto il rapporto che potremmo oggi definire privilegiato che aveva il presidente Berlusconi con l'allora leader Gheddafi. Fu ospitato, se ci ricordiamo, Gheddafi in questa tenda allestita nel parco romano, Villa d'Oro e Panfili, proprio per ospitare in maniera, come dire, adeguata, allora era presidente Berlusconi, l'ospite libico. Sicuramente il presidente Trump ha una grandissima fiducia e stima del presidente Erdogan, lo ha dimostrato, lo ha dichiarato anche in questa conferenza con il presidente turco al suo fianco e ripeto, possiamo attendere quello che effettivamente da questo vertice potrà poi emergere. Uscirà. Ora, vedremo che cosa uscirà, nel modo di commentarlo ancora sicuramente. Parliamo di un altro fronte, un fronte delicatissimo, aperto, perennemente aperto, nulla succede di nuovo e poi chiudiamo, professore, l'Iran, la guerra che noi seguiamo praticamente in diretta. Siamo al terzo giorno dei funerali per Khamenei e Teheran però ha risposto a Trump, non ci saranno negoziati con le minacce, quindi qui si continua, botta e risposta, tregua pari a zero, e lei oggi è autore di un pezzo molto interessante sulla Gazzetta del Mezzogiorno. E ecco, in questo pezzo lei ci dice: ascoltiamo questa voce, c'è un monito, c'è una lezione in tutto questo, perché stiamo parlando di un'altra terra, di un altro paese. Qual è il messaggio che arriva da questo funerale? Sì, come le dicevo, ho scritto sulla Gazzetta del Mezzogiorno di Mimmo Mazza. I funerali saranno portati anche in Iraq, in queste due città sante, Kerbala e Al-Najaf, dove parteciperanno letteralmente milioni e milioni di persone, solo 2 milioni dalla provincia di Basra, Bassora, ma altre che arriveranno dal Pakistan, a dimostrazione che, come si dice, probabilmente è vero, ma non siamo in grado di confermarlo e di avere gli elementi per questa conferma, per dimostrare che queste persone che in Iraq parteciperanno al funerale, come mi è capitato di vivere in passato, lo fanno in maniera spontanea. Quindi è un atto, come dire, di dimostrazione di questa civiltà che si considerano tale, per dimostrare la forza ancora una volta di quel regime. E allora, grazie professor Peticone, 16:58, tempo record, risposte efficaci, esaustive e anche sintetiche. La ringrazio molto per il suo contributo prezioso sempre, per leggere le dinamiche complesse, molto complesse, rumorose e inaspettate sicuramente della politica che la geopolitica ci sta regalando. Grazie, a presto. Grazie, a presto, buon pomeriggio. E allora noi chiudiamo con una bella notizia di italianità, di eccellenze del Made in Italy. Le colline del Prosecco sono patrimonio UNESCO da 7 anni e si è festeggiato 6 anni di attività. Lo ha fatto l'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Che bello! Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha presenziato il 29 giugno all'Istituto Cerletti di Conegliano alla presentazione dei primi 7 anni di iscrizione delle colline del Prosecco nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità e dei primi 6 anni di attività dell'associazione. Bella, bellissima notizia. Quando si parla di Made in Italy si parla di questo, si parla dei nostri territori, delle nostre bellezze, delle nostre bontà. 16:59, vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto ancora per qualche puntata prima della pausa di agosto, pausa estiva. Ci vediamo, ci sentiamo, se vorrete, martedì prossimo. Grazie e a martedì. Eri una diva, forse noi ti vedevamo in quel modo. Sei marcia ora che cerchi di tornare grande di nuovo. Avete ascoltato Pop Economia.